ci accoglie. Boccia Flavio, della parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani. Carpieri Carlo, della parrocchia San Biagio e Lugnano. Calvanese Michele, della parrocchia Santa Croce in Ponticello. Cesare Salvatore, della parrocchia San Cassonette in Banano. Gianmarino Cino, della parrocchia San Giacomo Apostolo in Casalluomo. Itto Rosario, della parrocchia Sant'Antonio di Padova a Barra. Mauriello Dante, della parrocchia Maria Santissima della Salute in Portici. Navarra Roberto, della parrocchia Spirito Santo in Banano. Scantulla Vittorio, della parrocchia Santa Maria Maiello in Pinafragola. Scarpati Salvatore, della parrocchia Santissimo Rosario in Ercolano. Terracciano Cino, della Basilica San Mauro Abate in Casola. Carissimi fratelli, questa sera ricevete l'istituzione dei due ministeri del lettorato e dell'accolitato. Vi saluto con affetto. Saluto con voi in particolare i parroci, i sacerdoti, i diaconi delle vostre comunità e insieme con loro tutti i laici, le laiche, il popolo di Dio che vi accompagna stasera non solo con la presenza ma con l'affetto e soprattutto con la preghiera. Permettete però che saluti in particolare quelli che hanno curato la vostra formazione e in particolare Don Francesco, Don Giulio e gli altri che insieme con loro vi hanno accompagnato in questi anni, anche il diacono Roberto che presta la sua opera preziosa in questo cammino verso i ministeri. Voi, cari amici, ricevete questi ministeri nel giorno del Signore, la domenica, in una domenica particolare, quella di oggi, una domenica che è un po' una domenica sintesi, dopo il cammino fatto nell'anno liturgico, a partire dall'Avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua, fino a domenica scorsa, la domenica di Pentecoste. In questa domenica, come dopo aver percorso un cammino in salita, dopo essere saliti in cima, quasi a una montagna, noi cogliamo in un sol colpo d'occhio tutto il panorama. Il cammino liturgico ci ha condotti al mistero di Dio, il nostro Dio, il Dio che si è rivelato in Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto. Sì, il mistero di Dio è Lui il fondamento della nostra vita. Non possiamo essere indifferenti di fronte a Lui. Un recente convegno della Chiesa italiana negli scorsi mesi si è interrogato proprio sul mistero di Dio, dando